Dopo circa 5 mesi oggi siamo qui, va bene? Siamo andati un po' lunghi quei tempi, ma d'altra parte gli interventi sono stati particolarmente importanti su questo ponte che è stato aperto nel 2010 mi sembra, 2011, che era è e rimane nell'intenzione delle amministrazioni comunali strategico e molto importante, perché come sapete a nord di questo ponte ci sono i due quartieri più popolosi della nostra città. Uno è il quartiere della Coop, il parco Baden-Powell, e l'altro è il quartiere di Amonaretta. Sono i due quartieri, ripeto, più popolosi della città. Su questo ponte è stato pensato e realizzato nel 2011 proprio perché è attraversato continuamente da centinaia di persone ogni giorno che si recano all'entrata est di Adria, che è il corso Garibaldi, interessata in questo momento da tantissimi lavori. Strategico dico perché nelle intenzioni dell'amministrazione comunale era praticamente pensato anche per creare una ciclabile che deve andare verso il ponte dei cantieri navali Vittoria. C'è un bel marciapiede largo che potete vedere e inserirsi nel percorso della tessura, che è il punto più amato degli adriesi per fare le passeggiate, ma anche per andare verso il polo scolastico, quello a sud di Adria, con via Dante e tutti gli edifici scolastici che tutti quanti noi conosciamo. Oggi lo riapriamo da ottobre, che è stato chiuso a seguito di problematiche relative non solo alla struttura superficiale ma anche alla parte interna che è la struttura portante del ponte, con un impegno economico importante, perché parliamo di circa 130.000 euro. Trovate grazie all'assessore del bilancio Federico Simoni, che è stata una cosa che non pensavamo naturalmente di intervenire, anche perché non più di 6-7 mesi fa eravamo intervenuti su quell'altro ponte là. Si pensava, visto che erano state fatte praticamente delle disamine attente su tutti quanti i ponti del nostro comune, si pensava che questo non era mai stato considerato. Invece con l'attenta visione che è stata fatta dall'architetto Mia, che qua poi vi spiegherà, abbiamo riscontrato diversi problemi. Oggi lo riconsegniamo ai cittadini di Adria. Siamo particolarmente felici, tra un mese ci ritroveremo per riaprire anche Corso Garibaldi e praticamente quest'angolo di Adria ritroverà la sua normalità. Peraltro vedo quella a via destra, questa riviera, che sembra essere stata bombardata purtroppo, e perciò quanto prima, lo dico già davanti alla stampa, spero entro l'anno di sistemare questa via, che è una delle vie più storiche di Adria, quartiere Canareggio, perché penso sia doveroso da parte nostra ricreare quella passeggiata. Questo ponte è importante, delle riviere, che è uno degli angoli più suggestivi della nostra città. Grazie a tutti quanti.